ti sei ritrovata nel ruolo di sostituire la Livia, una delle giocatrici titolari, però hai messo in campo una grande prestazione in campo e nell'ultima giornata di campionato hai battuto, anzi avete battuto perché è un gioco di squadra, la Williams Alta Trento per 3-2, concludendo la stagione con una gran bella vittoria in questo derby. Quali sono le tue emozioni? Per prima cosa ti ringrazio per le belle parole. Allora, sicuramente sono molto emozionata anche perché è una delle prime partite da titolare e sostituire Livia è un arduo compito perché comunque è una giocatrice molto forte. E della partita sono molto soddisfatta, sicuramente certi errori potevano essere evitati, ma comunque la forza di squadra ci ha aiutato a uscire anche nei momenti di difficoltà. E infatti siamo arrivati al quinto set lottandocela tutta, anche perché a noi le cose facili non ci piacciono e quindi lottiamo sempre e fortunatamente è andata a nostro favore. A chi vuoi dedicare questa vittoria, questa ultima partita stagionale? Allora, sicuramente alle mie compagne di squadra perché è stato un anno molto complicato, tra alti e bassi siamo arrivate qua e sono molto soddisfatta, e agli allenatori perché se siamo arrivate qua comunque anche grazie a loro e ne sono molto grata. E visto che siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio nella stagione 2021-2022, ti chiedo dal tuo lato il giudizio, il tuo bilancio, diciamo, di questa stagione. Allora, è stato un anno molto difficile sicuramente perché non stare in panchina comunque per certi versi può essere un po' complicato a livello emotivo, ma ci ho sempre creduto e sicuramente anche stando dietro sempre agli allenamenti si impara sempre e sono sicura di essere migliorata parecchio, soprattutto grazie alle compagne di squadra perché è un livello molto alto e grazie a loro penso di essere migliorata. E sicuramente c'è ancora tanto da lavorare, però si punta sempre a essere migliori, no? Quindi sono molto contenta. Bene, io allora Aurora ti ringrazio per questa stagione che hai svolto con la casacca biancorossa dei colori sociali Volano Volley, ti ringrazio per questi bei mesi che hai trascorso insieme a noi e speriamo di rivederci presto. Grazie mille a voi.